Ciao a tutti, sono Emanuele Bonaglia e benvenuti nel mio diario. Nel video di oggi continueremo la lavorazione della foglia di Cantù. Quindi, la prima cosa che bisogna fare, siamo arrivati proprio alla fine della linea del piede centrale, della vena centrale, e dobbiamo andare verso destra. Prima di cominciare a lavorare togliamo un paio dalla lavorazione, poiché questa risulta già troppo fitta. Quindi cominciamo a lavorare. A questo punto lavoriamo anche il piede, quindi si fa una torcigliata sola sul piede e si lavora a puntotela con il portante senza torcigliarlo, in questo modo. Dopodiché si lascia il portante e si mette uno spillo tra le ultime due coppie verticali, in questo modo. Questo spillo ci serve per lasciare le coppie e per andare in punta. Quindi ne cominciamo a lavorare senza torcigliare. Lascio ancora il portante e metto uno spillo tra le ultime due coppie verticali. Continuiamo a lavorare fino ad arrivare in punta con davvero pochissime coppie. A questo punto che abbiamo solo due coppie, lavoriamo a puntotela queste due coppie e facciamo l'ultima mocchettina in punta, in questo modo, due torcigliate e poi giriamo il tombolo. Continuiamo quindi la lavorazione e con la coppia che era appunto il portante che ha fatto la mocchettina lavoriamo la prima coppia verticale, in questo modo. A questo punto la coppia che ho nella mano sinistra diventa un verticale,
Quindi facciamo una mocchettina con quest'ultima coppia. E lavoriamo verso l'interno. Lavoriamo anche la coppia che era stata lasciata, quindi lavoriamo 2 coppie. A questo punto ci agganciamo in questo punto e prendiamo sempre un filo e poi facciamo passare il fusello dentro l'occhiello. Dopodiché prendiamo una coppia che era la coppia successiva che era stata lasciata in precedenza e diventa il portante per lavorare la nuova riga. Ritorniamo indietro lavorando tutte le coppie e mi aggancio in questo punto. E continuiamo questo tipo di lavorazione fino a ultimare la punta. Questa coppia che ho agganciato ora diventa un verticale. Quindi prendiamo la coppia che avevamo precedentemente lasciato e lavoriamo appunto a tela, le coppie. Mettiamo lo sfillo e continuiamo. Ho deciso di lavorare questa foglia con un filato grosso come il 30 in modo che si vedano bene i passaggi. Mi aggancio in questo modo e continuo a lavorare appunto a tela le coppie.
A questo punto si può reintrodurre una delle coppie, questa, che avevamo eliminato in precedenza. Per aggiungerla basta aggiungerla nel solito modo e mettere uno spillino in questo modo per far sì che comunque si riesca ad aggiungere in maniera semplice. La punta è stata completata. Nel prossimo video vi farò vedere come proseguire nella lavorazione della metà della foglia e poi chiudere la lavorazione.